Viene presentato da parte dell'autore Nicola Vegro e Antonio Segreto. Credo che sia assolutamente un onore per il Consiglio ospitare questa presentazione, che è anche molto attuale rispetto alla figura di Sant'Antonio, una figura che sapeva in qualche modo parlare sia ai poveri che alle grandi autorità, un santo quindi che ci insegna ad oggi come possiamo in qualche modo affrontare anche da un punto di vista di valore istituzionale e morale il ruolo a cui siamo chiamati quotidianamente e quel ruolo di portare comunque la voce di chi in qualche modo sta soffrendo e di far sentire anche quella voce a chi invece ha l'autorità e l'autorevolezza per poter allungare la mano in modo più opportuno e nel modo più completo possibile. Quindi un grazie all'autore, a Nicola Vegro, per essere qui. La presentazione poi credo che sarà assolutamente molto interessante, e un grazie perché la figura di Sant'Antonio va in qualche modo riscoperta e va anche attualizzata. Far conoscere meglio il santo, quello che è conosciuto in tutto il mondo, ma anche è fortemente radicato nel nostro territorio, in aspetti che riguardano la vita sociale, riguardano quello che il santo ha fatto, le sue prediche contro la corruzione, contro il malgoverno, contro l'usura di quel periodo, che sono delle faccende, delle cose che riguardavano l'epoca del 1200, ma possono anche essere definite molto attuali. È una figura attuale, può essere insegnamento a tutti noi su come comportarsi nel mondo civile e sociale. Basti pensare che poi il santo è conosciutissimo non solo qui da noi, ma anche in tutto il resto del mondo, specialmente in alcuni paesi tipo Sud America, in Portogallo e nei paesi più cristianizzati. Antonio Segreto è il primo romanzo storico che narra la vita di Sant'Antonio di Padova. L'ispirazione del libro viene da un libro scritto direttamente da Sant'Antonio, che si chiama I Sermoni di Padova. Ecco, il libro è costruito fedelmente come un patchwork, prendendo avvenimenti storici, documenti, ma soprattutto le parole di Antonio contenute nel libro, che sono ritagliate e messe in bocca ai nostri personaggi, che sembrano parlare in modo diretto, invece sono proprio parole prese da Antonio. I sermoni, sebbene siano un libro che fosse esclusivamente pensato per la formazione dei confratelli, in realtà appunto ci dà una fotografia, ecco, delle problematiche del tempo, problematiche che Antonio aveva a cuore e che si possono riassumere per brevi capitoli nella, diciamo, correzione della Chiesa, nel senso che la Chiesa a quel tempo aveva perso ogni credibilità perché era una Chiesa corrotta. Ecco. Il secondo punto è l'assistenza ai bisognosi. Dobbiamo ricordare che a Padova Sant'Antonio ha fatto un grandissimo intervento ed è stato un precursore proprio degli interventi sociali, pensando al pane dei poveri, che era un'assistenza quotidiana che garantiva un pasto a tutti i bisognosi di Padova. Altre cose, le problematiche delle banche del tempo, dove Antonio si spende in una battaglia incessante sino a cambiare addirittura una legge dello Stato che prevedeva che i debitori insolventi fossero messi in galera per la loro vita. Ecco, Antonio cambia questa legge e se i debitori sono ritenuti in buona fede viene risparmiato il carcere. Credo che Antonio debba essere attuale e che l'eredità di Antonio debba essere portata non solo dai religiosi ma anche da tutti noi cittadini, in quanto la Chiesa ci insegna che la santità, tutti siamo tenuti ad essere santi. Ecco. Per cui il nostro impegno è quello. Ma io direi che Antonio è un personaggio molto complesso. Per certi aspetti è conosciuto soprattutto per la dimensione così, del taumaturgo, del santo dei miracoli, ma invece Antonio ha un solido fondamento storico che sempre di più è stato rivalutato proprio nella ricerca storica di questi anni. La validità, credo, dello sforzo che ha fatto Nicola Vegro è una lettura delle fonti storiche e anche di una lettura di un testo che Antonio ci ha lasciato, quali sono i suoi sermoni, le sue lezioni di teologia, sapendo declinarle all'interno di una rielaborazione romanzata, ecco, che riutilizza la storia ma con tutta la libertà del narratore. È un vero e proprio romanzo storico dove le due parti si declinano, vorrei dire, in un modo intelligente, ecco, si integrano reciprocamente.
Ma credo che anche lo sforzo narrativo che ha fatto l'autore Nicola Vegro è stato quello di recuperare Sant'Antonio come un uomo molto forte nella denuncia dei mali sociali del tempo, particolarmente nei confronti della usura, e in un momento di grande travaglio economico della società medievale di quel tempo, e con altri interventi in cui Antonio si dimostra tutt'altro che quella figura così di un giovane adolescente con il bambino Gesù in braccio, ma è un uomo dalla parola potente, capace di intervenire nei problemi sociali del tempo. Visto che il mondo va come va, abbiamo sempre bisogno di queste figure capaci appunto di leggere la realtà e di indicare anche dei valori. Non per niente vorrei sottolinearlo che una delle reliquie più importanti di Sant'Antonio è proprio l'indice della mano destra, che secondo la tradizione medievale era il gesto del predicatore che con l'indice indicava il cielo, ma ben piantato sulla terra.